Dammi il sacco. Hai qualcosa da mangiare? Non so, un pezzo di pane. E perché è tanto che non mangio? Ah, vedi, noi siamo riusciti a organizzarci in una delle poche case che ancora sono rimaste in piedi. E se vuoi venire con me sicuramente troverai qualcosa da mangiare là. Questo è il nostro rifugio. Dagli qualcosa da mangiare.
Vedi, ho costruito questa radio con mezzi di fortuna, cerco di comunicare con qualcuno, solo che per ora nessuno mi ha risposto. Aspetta, avrai sede, ti porto un po' d'acqua. Quando ti ho incontrato mi sembravi molto stanco, hai dovuto fare molta strada prima di incontrarmi. Sì, è vero. Quando ti ho incontrato ero strinito perché ho girato senza incontrare nessuno per molto tempo e oltretutto non ho trovato neanche niente da mangiare. Senti, i tuoi bisogni vai a fare lì poi. Mi dai ancora un po' d'acqua? Grazie. Come vedi tutto quello che abbiamo trovato l'abbiamo portato qui dentro. Tu con la tua roba vedi di sistemarti lì dietro come meglio puoi. Sì, va bene, cercherò di non dar fastidio a nessuno essendo l'ultimo arrivato. Anche io dentro al mio sacco ho qualcosa che ci può essere utile in futuro, soprattutto in questi tempi. Quando arrivano gli altri andiamo fuori a provare la radio. Ma allora da quanto ho capito c'è dell'altra gente qua. Sì, ci sono altri due ma arriveranno fra poco. Ho capito. È sicuro. Chi è sto qua? È uno di noi. Finalmente abbiamo trovato qualcun altro. Ho qualcosa da mangiare. Io mi sistemo qua. Dentro al sacco ho anche qualcosa di utile. C'è qualche vestito e ci deve essere anche una padella. Se trovassimo qualcosa da cuocere, questa può servire. Tieni. Che buona, prima non mi piaceva. Adesso invece diventa tutto molto importante. Il fuoco. Hai visto? Le radiazioni della bomba hanno distrutto tutto, ma alcune piante sono rimaste. Questo vuol dire forse che c'è ancora una speranza, una possibilità di sopravvivere. Ma proprio non hai trovato niente fuori? No, però ho visto da distanza un deposito di rottami, si potrebbe andare a darci un'occhiata. Io guardo se posso fare qualcosa con questa radio. Pronto, pronto. Pronto, rispondete, pronto. Non c'è niente da fare. Io ho camminato parecchio prima di arrivare qui e laggiù, lungo la strada, ho visto diverse persone colpite da una strana malattia. Faceva venire delle pieghe rosse sulla pelle, seguito da un vomito e da una forte febbre.
Uno che ho incontrato mi ha detto che deve essere una specie di virus, una conseguenza forse delle radiazioni della bomba. Tutto per quei bastardi che hanno lanciato la bomba. E non importa neanche sapere chi l'ha lanciata, perché siamo stati tutti noi, in fondo, che l'abbiamo lanciata con il nostro silenzio, con il nostro fregarsene degli altri. Non abbiamo mai pensato che prima o poi qualcuno avesse lanciato quella bomba. Siamo rimasti fermi mentre la preparavano. Non abbiamo fatto niente per evitare tutto questo. Potevamo vivere bene e stare tranquilli. E invece la bomba dovevano fare. Dovevamo fermarli in tempo. Tutto questo non doveva succedere. Non ho trovato niente. Comincio a pensare che sia stata davvero una catena di esplosioni nucleari. Certi posti però come questo sono stati meno colpiti perché si trovavano lontano dal centro delle esplosioni. Ma pensi che oltre a noi qualcuno si sia salvato? Beh, penso di sì. È possibile. L'area in molti punti è ancora radioattiva. Qualcuno però deve essersi senz'altro salvato. È per questo che voglio guardare un po' in giro. Bisogna cercare di ricominciare tutto da capo, senza fare gli errori di prima però, in un modo nuovo. Ma non c'è possibilità per nessuno se restiamo qua. Voglio uscire per trovare qualcuno, non so se tornerò. Vabbè ragazzi, andiamo fuori a provare la radio. Tu prendi l'antenna, io prendo i binocoli, prendi il ricevitore e le pile. Va bene, noi intanto andiamo. Sì, qua c'è qualcosa di interessante, guardiamo se qualcosa ci può servire. Guarda un po', questo ci può servire? Ma lascia perdere, penso che questo proprio non ci serva. Il bidone per raccogliere l'acqua ce l'abbiamo già.
Guardiamo un po' in giro. Guarda là, c'è un portafoglio. Può darsi che dentro ci sia qualcosa di interessante. Chissà di chi era. Ci sono anche dei soldi, ma ormai non servono più a niente. Proviamo a dividerci, può darsi che dividendoci troviamo qualcosa di più. Sì, andiamo.
Cosa fai qui? Credevo che non ci fosse più nessuno da queste parti. È da tanto tempo che sono qui. Ho paura e non riesco ad andarmene. E questa macchia rossa? Non so che cosa sia. Ho visto altri con quelle macchie. Credo che sia un virus o qualcosa del genere. Già, proprio un virus. Qualcosa che è nato e cresciuto nell'aria inquinata dopo quelle esplosioni. Un germe, come un effetto secondario delle radiazioni. Pensi che ci sia un rimedio, una probabilità? Vuoi dire se è possibile sopravvivere? Sì, certo, se si potesse isolarlo, ma non ci sono i mezzi, e poi forse sarebbe tutto inutile. Questo virus sta intaccando tutte le cose ormai. Una soluzione, un rimedio, certo, ma se non abbiamo più niente. È terribile tutto questo. Ma tutto è diventato terribile dopo quella specie di bomba. Ero felice prima, non mancava niente, era facile vivere. Lo so, andava tutto bene, o almeno così credevamo. C'erano case qui intorno, c'erano persone su queste strade. Adesso tutto è deserto, non c'è più nessuno. È difficile credere che tutto sia finito per sempre, eppure è proprio così. Adesso dobbiamo decidere quello che vogliamo fare, perché restare qui vuol dire soltanto rassegnarci e morire. Non abbiamo altra scelta. Non dobbiamo avere paura delle rovine. Adesso possiamo riavere la terra. Ma il mondo nuovo deve essere diverso. Dobbiamo imparare a riconoscere la strada giusta e andare avanti, senza avere più paura. Ci siamo organizzati in un gruppo poco lontano di qui. C'è anche una radio e forse riusciremo a parlare con qualcuno. C'è qualcosa di strano nell'aria. Prima ho visto delle bestie morte vicino al canale. Non so cos'è, ma le bestie stanno morendo. Credo di avere la febbre, mi è venuto mal di testa. Deve essere l'acqua che abbiamo bevuto in quel torrente lì sopra poco fa. C'è il microfono in funzione. Lascio accesa la radio, se dovesse chiamare qualcuno rispondi immediatamente.
Pronto?